Mister Sanna, si avvicina all'impegno la gara in trasferta sul campo del Lanusei, quali sono le insidie? Le insidie sono che andiamo ad affrontare una squadra comunque ben preparata e con un obiettivo importante che è quello della salvezza. Noi ne abbiamo uno altrettanto importante che è quello del dover raggiungere il terzo posto, perché questo ci consentirebbe di giocare la prima partita in casa negli eventuali playoff. Le squadre che seguono non stanno mollando il colpo, quindi bisogna guardarsi le spalle. Dobbiamo guardarci le spalle, ma dobbiamo guardarci soprattutto noi stessi, perché le ultime partite fuori casa non le abbiamo giocate al meglio e quindi dobbiamo essere concentrati e determinati come lo siamo stati domenica scorsa e cercare di vincere questa partita. Ci saranno novità di formazione? Questo non lo sappiamo, c'è qualche problemino, però saremo pronti alla battaglia, perché domenica penso sia veramente una battaglia contro un'altra squadra sarda. Il Lanusei sta chiamando a raccolta i suoi tifosi, la Torres purtroppo non potrà avere i suoi, può essere un handicap? Ma non lo so se questo può essere un handicap, certamente giocheremo la partita anche per loro e speriamo di vincere anche per il nostro pubblico. Grazie. Prego.